Abbasso Roma, viva la Gallia libera. Questo sembra uno sfogo di uno sconsiderato nel 2023, se non si trattasse della reazione di un cittadino tra l'altro molto legato al ricordo, all'importante ricordo, alla valorizzazione di quella che è stata la civiltà romana, la radice di tanta della nostra cultura contemporanea, ma certamente friulana, ma certamente italiana, ma certamente europea e universale, se vogliamo, un promotore convinto di tutto questo, che però di fronte allo spettacolo dei gladiatori, sinceramente in questi giorni, in una splendida Aquileia, in una splendida rievocazione delle vicende passate della grande nostra metropoli antica, di fronte allo spettacolo dei gladiatori, impostato in fin dei conti come rappresentazione della spettacolarizzazione della spettacolarizzazione, non dico della lotta, della violenza, della morte. Ecco, insomma, di fronte a questo, ecco, questo cittadino, il sottoscritto, ha avuto il coraggio di scandalizzarsi, isolato, ma forse hai esagerato, c'è stata un'esagerazione. Ma non ti rendi conto che continuamente la TV, i social propongono delle immagini di violenza, i film anche dedicati all'antichità, eccetera, alle grandi battaglie magari del passato, ecco, sono pieni di violenza, pieni di sangue che scorre, eccetera. Sì, mi rendo conto, ma un film non richiama l'applauso. Uno spettacolo proposto oggi dei gladiatori, uno spettacolo durante il quale ci si appella ad un pubblico di oggi, certamente è uno spettacolo, ma ci si appella ad un pubblico di oggi chiedendo vita o morte. È qualcosa di più, è qualcosa di diverso. Ad Aquileia io domenica ho visto, ho ascoltato bambini, tanti bambini, ho ascoltato bambini in mezzo al pubblico urlare morte, morte, morte. Non era un gioco e non era uno spettacolo. E oggi il confine tra spettacolo, tra finzione e realtà sappiamo quanto sia labile, quanto tutto questo possa diventare educativo e diseducativo ad un tempo. Poi lo spettacolo effettivamente della morte, l'uccisione di un gladiatore. Un'uccisione disposta simbolicamente dagli organizzatori. Il popolo ha deciso vita, gli organizzatori decidono morte, allora facciamo vedere come si uccideva un gladiatore. E l'attore ha fatto finta quindi di morire. Applauso. L'applauso di fronte allo spettacolo dell'uccisione di un gladiatore. Ma scusate, io non ci sto. Ma non ci sto, ma non accetto che nella mia Aquileia, lo dico con grandissimo orgoglio, da udinese, la mia città è la nuova Aquileia, è quella che si è assunta in qualche modo, quando era guidata da persone forse più illuminate di quelle degli ultimi decenni e secoli, non lo so, insomma così, ma insomma si è assunta la funzione di rappresentare
un prosieguo della grande tradizione della metropoli alpino-adriatica, della metropoli di questa parte d'Europa. Io da udinese non accetto che Aquileia oggi possa essere sede di spettacoli del genere. Benissimo la battaglia, benissimo la ricostruzione, la lotta tra i Galli che difendevano il loro territorio, più o meno recentemente acquisiti, i Romani che li stavano occupando, la battaglia, ma quei soldati, quei legionari, quei guerrieri celti non combattevano sotto l'applauso, sotto lo scroscio d'applausi di un popolo plebe che attende divertito la morte di qualcuno. Ecco, quella è la ricostruzione di una battaglia. La violenza c'è, si può evitare l'eccesso di rappresentazione, ma insomma la violenza c'è e non è un'offesa nei confronti dell'umanità. Un'offesa nei confronti dell'umanità è chiedere ad un pubblico vita o morte per un attore gladiatore. È rappresentare la morte, l'uccisione, non la morte, l'uccisione di un gladiatore nell'arena. Ecco, questo io sinceramente non lo accetto. Rispetto, ma profondamente coloro che si impegnano in queste ricostruzioni storiche, in queste rievocazioni e vedo tra l'altro che lo fanno con competenza, lo fanno con passione, lo fanno con un coinvolgimento, ma insomma esemplare, e li voglio ringraziare per una testimonianza che danno in una attualità, in una contemporaneità molto superficiale, molto spettacolarizzata. Ecco così. Ecco, l'invito allora a questi gladiatori a rivedere un po' il modo di impostare. Basterebbe qualche accorgimento: non rappresentiamo la morte, non chiediamo al popolo vita o morte. Diciamo che si chiedeva, ma oggi non si chiede più e si fanno i duelli, si fanno benissimo, si fanno i duelli, questo sì, si fanno i duelli, si riproducono, si ricordano i duelli, eccetera, le lotte tra i gladiatori, d'accordo, perfetto, si ricordano gli aspetti ma non si ripropongono nell'attualità. Un invito anche naturalmente al sindaco di Aquileia, persona molto mobilitata su questi temi, giustamente mobilitata su questi temi delle rievocazioni storiche, presente in maniera valida a questa magnifica 3 giorni rievocativa del mese di giugno, ormai da diversi anni, no? Che procede, insomma, si rinnova ogni anno. Ecco, però un appello: cerchiamo di rappresentare certe cose in un certo modo che possa essere effettivamente educativo, perché educativi, sì, diciamola, educativi possono essere anche dei valori che vengono da una civiltà non cristiana, da una civiltà pagana, che certamente il cristianesimo ha in parte rimpiazzato, sostituito, cancellato, alle volte sbagliando, ma in quella civiltà c'erano tanti valori da riproporre, valori anche positivi, valori umani, valori di attenzione alle sensibilità umane. Beh, andiamo a cercare di riproporre quelli, ecco, non l'uccisione sotto l'applauso
della plebe, dell'infima plebe che non è mai finita, però attenzione, perché anche gli spettatori di oggi che applaudono di fronte a certi spettacoli non sono migliori. Non sono, certo sì, si salvano perché con la loro superficialità, ma tanto è uno spettacolo. No, non è un film. Un film è un film. Un film viene visto dallo spettatore. Non c'è applauso, non c'è partecipazione, non c'è approvazione. Ecco, in questo caso c'è un pubblico che interviene in qualche modo anche con l'applauso e che quindi avvalla o meno quello che viene fatto. Ecco, pensiamoci a questa cosa. Lo dico, ripeto, da udinese e con l'orgoglio di quella che è stata la migliore tradizione aquileiese, le migliori tradizioni che il mondo classico ancora ci comunica, e però dobbiamo un momentino saper cogliere, saper ecco, interrogarci. Ecco, io adesso non faccio il maestro, non faccio il professore, però ecco, dico, mi sono sentito molto a disagio di fronte, per esempio, a questi bambini che urlavano morte, 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 molto a disagio. Di fronte all'applauso, mentre il gladiatore veniva simbolicamente ucciso, io mi sono sentito molto a disagio. E non sono un santo, non sono... però mi rendo conto, ci rendiamo conto, forse ci rendiamo conto, che queste cose tendono a toglierci sensibilità. Ecco, cerchiamo di aumentare invece la sensibilità della nostra gente anche attraverso queste, certo, attraverso queste rievocazioni molto curate, molto sentite, molto partecipate da parte di coloro che si propongono come, diciamo, attori, come rappresentatori. Ecco, usiamo anche questo per ricostruire la nostra umanità. Ecco, questo è l'appello e io spero, insomma, che la nostra amata Aquileia possa essere faro oggi anche di questo. Non dobbiamo riproporre, ma insomma, le nefandezze del mondo antico, le nefandezze della civiltà romana, ma riproporre i grandi esempi, i grandi valori che ci sono stati, Ci sono stati dei grandi disvalori per noi oggi, la conquista, la sottomissione dei popoli, certo, ma ci sono stati anche dei momenti, degli aspetti di attenzione, di considerazione, di rispetto, di saper governare nel rispetto, per esempio, degli ultimi, nel rispetto dei sottomessi, dei conquistati, dei sudditi, eccetera. Io sono sempre stato, ed è una tradizione del Fogolar Civic e quindi del Fogolar Politic Europa Aquileiensis, la mia Europa Aquileiensis non può dimenticare la grande politica sociale, la grande sapienza di Giulio Cesare, il padre eponimo del nostro Friuli. Quindi non sarò io ad essere, come dire, contrario al ricordo del padre Giulio. Certamente sono contrario alla celebrazione della conquista, alla celebrazione come dire, del fatto di calpestare il nemico. Io sono come il mio professore così della tesi di laurea, requie il Giovanni Maria del Basso, che da ragazzino voleva essere un soldato di Vercingetorix. Perché? Perché Vercingetorix aveva perso e si era battuto per la sua terra. Certo, io sto dalla parte di Vercingetorix, però la mia terra si chiama Friuli, si chiama Formiuli, e quindi il padre, e ce lo teniamo com'è, è Cesare. Ecco, allora Giulio Cesare, certo, rappresenta tanti disvalori, ma rappresenta anche tanti valori che andrebbero
che andrebbero recuperati. Quindi non sarò io a denigrare in toto la civiltà romana, assolutamente. Ecco, però cerchiamo di riproporla nel modo migliore, nel modo in cui l'attualità in maniera più proficua può trarre spunto, utilità, ecco, dal suo ricordo per non diventare barbarie. Ecco, direi questo. E dicendo questo, saluto con un mandi o con un ave, come facevano probabilmente gli antichi romani. Mandi.